cena Gallia, cena con Delia. Ripeterò in seguito, quando accennerò brevemente a un commento a questo nostro incontro. Cominciamo la Santa Messa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E supplico la grazia della Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore. E l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Osservateci che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Già io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza
Santo Spirito. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Dopo di aver digiunato 40 giorni e 40 notti, Gesù ebbe fame. Gesù disse: Satana, vattene, sta scritto infatti, il Signore tuo Dio adorerai e a Lui solo renderai culto. Al Padre, fonte di ogni bene, rivolgiamo la nostra fervente preghiera, ripetendo assieme: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i carcerati, perché scoprano nella conversione a Dio Padre il vero cammino verso la libertà. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i catecumeni, perché sostenuti dalla nostra preghiera ricerchino ciò che è giusto e santo. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, perché con la Quaresima colga l'opportunità di una vera conversione a Dio, preghiamo. Spirito Santo, discenda su ciascuno di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Dobbiamo comunicare un cambio di calendario per quanto riguarda oggi a mezzogiorno, per via delle condizioni meteorologiche.
spostiamo al giovedì 17 di marzo, giorno di marca della festa dell'Unità d'Italia, l'appuntamento con le celebrazioni che avremmo dovuto svolgere fra pochi minuti. Mi si permetta un ringraziamento particolare a Padre Accursio, che ha celebrato questa splendida messa dicendo parole importanti che riguardano la storia della nostra comunità nazionale da 150 anni a oggi. Un grazie particolare al professor Battista Saiu, al Circolo Sunuraghe di Biella, attivo insieme alla nostra amministrazione nel celebrare degnamente questo evento dei 150 anni di Grazie.